È iniziata con la scopertura di una targa in onore del Rotary Trieste Alto Adriatico nel nuovo spazio Lumen, appena inaugurato e dotato delle ultime tecnologie dedicate agli ipovedenti, la 2 giorni di approfondimento all'Istituto regionale per ciechi Rittmeyer, gli spazi di Viale Miramare rinnovati nel segno del nuovo corso avviato dal commissario straordinario dell'Istituto Lorenzo Capaldo, sono diventati punto di riferimento a livello nazionale, ospitando il convegno AMGO a me gli occhi, prevenzione, riabilitazione, nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale in campo con gli smart glasses. Questo importante convegno con dei relatori davvero di eccellenza vuole focalizzarsi sia sulle tematiche della prevenzione sia sulle tematiche della riabilitazione per le disabilità visive, e le nuove tecnologie oggi non possono essere ignorate, tant'è vero che ci troviamo oggi in concomitanza anche con la scopertura della targa che vuole ringraziare il Rotary per averci donato questa sala multimediale che adesso tutti vedete, insomma. Il convegno, che ha portato a Trieste i maggiori esperti italiani e internazionali di disabilità visiva, viene promosso annualmente dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che quest'anno ha scelto l'Istituto Giuliano. Riportare all'attenzione il grande servizio che questo istituto ha sempre svolto da decine e decine di anni per le persone non vedenti e ipovedenti, e perché vogliamo che questo servizio e questi servizi possano crescere, aumentare, essere anche più qualificati, più efficienti, meglio organizzati e forti, non solo per Trieste, ma come punto di riferimento per l'Italia intera. Dunque i contenuti della 10ª edizione dell'appuntamento, che spazia dalla prevenzione, soprattutto riguardo i bambini, agli interventi di riabilitazione visiva, sino all'utilizzo mirato dei device più all'avanguardia. Il focus di questo convegno, che è giunto alla sua 10ª edizione, è prevenzione e riabilitazione visiva. Prevenzione perché ancora non tutti sono attenti a fare visite oculistiche periodiche, sia negli adulti che nei bambini. Durante questo convegno parleremo molto anche della prevenzione pediatrica. E poi la riabilitazione accompagnata alle nuove tecnologie. Durante questo evento ci saranno dei corsi dedicati appunto alle nuove tecnologie, legate anche all'intelligenza artificiale, che sta prendendo sempre più piede in tanti device, o anche ad esempio a smart glasses, può aiutare la persona a riconoscere le caratteristiche ambientali oppure anche a leggere. A ribadire il cruciale ruolo dell'Istituto Rittmeyer sul territorio anche l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Il fatto che oggi l'Associazione Nazionale decida di fare questa occasione, questo convegno qui, questa assemblea qui, ne dà il valore importante di come tutti siamo a sostegno di questa istituzione storica che garantisce risposte sempre più evolute al tema della disabilità visiva.